Comitel ricerca un programmatore per ampliamento organico. Luogo di lavoro Pordenone. Titolo di studio in ambito informatico. Buona conoscenza gestione database. Dimestichezza con linguaggi di programmazione, in particolare linguaggio C, Java, JavaScript, PHP. Per candidature inviare curriculum a info@mediatriveneto.com oppure telefonare allo 0434 31 63 25. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto che ci state seguendo in questo momento in diretta, sono le 17:55, come vedete già dal nostro schermo la situazione del maltempo. Come annunciato già nell'edizione anche del mattino, intorno alle 12 avevamo detto che insomma nel pomeriggio erano previsti forti temporali sul Friuli Venezia Giulia. Questa è la situazione del radar che vi dimostra come il Fortunale che ha colpito la nostra provincia e anche quella di Gorizia nel pomeriggio insomma si sta allontanando verso la Slovenia. Dicevamo insomma forte maltempo. E allora andiamo a vedere un po' un veloce riepilogo. Come da previsione, poco dopo le 15:30 l'ondata di maltempo si è materializzata prima sul Friuli Collinare, a seguire sul Friuli Orientale a cavallo delle province di Udine e Gorizia, anche la parte diciamo così dell'area della ex provincia di Gorizia sotto l'impero austro-ungarico, tanto per essere chiari, zona di Cervignano, Palmanova, Visco tra l'altro ci segnalano vento, grandine, tanta acqua in pochi minuti hanno abbattuto le temperature e dato chiaramente un respiro. Al momento non si segnalano interventi di una certa entità, alcuni problemi si sono registrati a nord di Udine per le strade trasformate in corsi d'acqua e lungo la A4 tra il nodo A34 di Villesse e Palmanova per la presenza di detriti che hanno provocato code e rallentamenti. Come detto, la situazione sta tornando alla normalità, come si dice in questi casi. Torniamo in studio per fare un po' il punto della situazione per quanto riguarda anche le altre notizie. Dunque andiamo a parlare di incidenti stradali, ci scusiamo un attimo, ci sono dei problemi anche sulla linea internet, non solo a Monfalcone, tra l'altro si sta ripristinando un po' la situazione per quanto riguarda il discorso relativo al blackout, alcune zone stanno ritornando insomma alla luce, avremo poi ulteriori novità nel corso della giornata. Come vedete lei di soccorso perché dobbiamo parlare autostrada chiusa tra gli svincoli di San Giorgio di Nogaro e La Tisana per un sinistro nei pressi del viadotto di Rivarotta in direzione Venezia. 3 mezzi pesanti si sono scontrati tra loro, uno di questi ha perso il carico, materiale roccioso finito sulla sede stradale. Uno dei conducenti è stato estratto dalle lamiere della cabina di guida e trasferito con l'eliambulanza all'ospedale di Udine dove si trova ricoverato, per fortuna non in pericolo di vita. Uscita obbligatoria al momento a San Giorgio di Nogaro per chi arriva da Trieste e da Udine ed è diretto verso Venezia e Pordenone. Interdetta l'entrata lato Venezia per chi prende la 4 a San Giorgio di Nogaro. E adesso ci trasferiamo a Trieste per l'ultima notizia, perché la polizia di frontiera ha arrestato in flagranza 4 persone, 2 sloveni e un bosniaco e un serbo, per concorso in favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I 4 sono stati arrestati la scorsa notte sulla strada regionale Trieste 10, nel tratto compreso tra il valico e il centro abitato di Basovizza. Sequestrate le somme di denaro di cui i passeur erano in possesso, le auto utilizzate per il trasbordo degli immigrati in territorio italiano. Formalizzato l'arresto dei 4, il pubblico ministero Frezza ne ha disposto l'accompagnamento in procura, dove 3 degli arrestati interrogati hanno confessato e da lì successivamente presso le carceri di Trieste. Con questa notizia chiudiamo qui questa veloce edizione flash. Ulteriori news sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione all'ascolto. Noi sta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata.
Comitel ricerca un programmatore per ampliamento organico. Luogo di lavoro Pordenone. Titolo di studio in ambito informatico. Buona conoscenza gestione database. Dimestichezza con linguaggi di programmazione, in particolare linguaggio C, Java, JavaScript, PHP. Per candidature inviare curriculum a info@mediatriveneto.com oppure telefonare allo 0434 31 63 25.